Partecipato convegno del Sindacato Medici Italiani oggi ad Agrigento. Al centro dell'incontro riflessioni sulla responsabilità medica a 2 anni dall'applicazione della legge Gelli-Bianco. Oggi un momento di incontro. Qua di Agrigento si parla della responsabilità del medico alla luce della legge Gelli, ma sono 1000 le tematiche che voi trattate. Ecco, intanto brevemente sulla responsabilità del medico. Allora, noi questo evento lo stiamo sviluppando un poco in tutte le regioni, perché su questo tema c'è un poco di confusione, non si è detto tutto e quel poco che si è detto non è stato qualificante, nel senso che molti colleghi hanno dei dubbi, si è visto pure stamattina nel primo intervento, molti colleghi hanno chiesto delle delucidazioni che sono state date ampiamente sia da me che dal relatore che è intervenuto. Ebbene, la legge Gelli-Bianco in effetti ha messo un poco d'ordine su questa storia, anche perché si stava verificando un errore di fondo sulla professione medica. Diciamo che la responsabilità professionale creava degli intoppi nella sanità. Intoppi di che genere? I colleghi sulla responsabilità professionale incominciavano a fare molto spesso la medicina difensiva. E quindi è chiaro che se la categoria incomincia a sviluppare la medicina difensiva significa che i pazienti non vengono assistiti con un'assistenza di qualità migliore e soprattutto aumenta la spesa sanitaria. Voi capite che chiaramente con una medicina difensiva in un momento in cui le risorse della sanità non sono poi troppo, questo crea un disagio sulla qualità e crea un disagio sulla spesa. A proposito della qualità, il vostro segretario nazionale Pina Onofri ha lanciato diversi appelli, uno dei quali era proprio legato alla necessità che non ci siano i viaggi della speranza, che quindi ovunque, chiunque abbia la possibilità di curarsi. Certo, noi stiamo facendo una petizione a livello nazionale ed è partita dal nostro segretario nazionale Pina Onofri, una petizione perché questo regionalismo differenziato creerà ulteriori problemi. Ci saranno delle regioni in cui si avrà la sanità di serie A e una sanità di serie B, quindi peggiorerà ancora di più questa differenza fra regione e regione. Se noi stiamo combattendo per dare una sanità di qualità migliore ai cittadini, non è che poi possiamo fare in modo che dove è peggiore la sanità peggiorerà ancora di più e quindi si capisce benissimo che questi viaggi della speranza aumenteranno a dismisura. Se i nostri governanti vogliono che succeda una cosa del genere, allora che se ne assumano la responsabilità in prima persona, lo dicano che ci saranno alcune regioni che non dovranno più fare sanità e altre regioni che hanno possibilità economiche che potranno curare meglio i propri cittadini. Io credo che questo non lo voglia nessuno, nemmeno il governo. È una legge che onestamente ancora è monca, perché mancano i decreti attuativi, per cui siamo in una fase ancora di stallo. Però ci sono dei lati positivi per quanto riguarda il medico, in effetti il problema della colpa si è incominciata a visionare in maniera diversa, stabilendo almeno un parametro. Il parametro qual è? Le linee guida da seguire, le buone tecniche dal punto di vista sanitario. Quindi abbiamo un parametro che prima non esisteva, quindi si andava incontro alle colpe con le forme di negligenza, imprudenza, imperizia, eccetera. Lo stato attuale abbiamo bene o male una situazione di appoggio, un problema che ci possiamo dire c'è questo parametro da seguire. Quindi un fatto positivo, anche se dico il medico purtroppo viene colpito anche per la colpa.
anche senza dolo c'è la colpa, cosa che non esiste esempio per il cittadino comune, perché nel penale se non c'è il dolo non c'è nessuna responsabilità penale. Il medico paga pure la colpa, come un magistrato paga il dolo ma grave, quindi siamo diametralmente opposti ai magistrati. Una volta era diverso perché i magistrati vedevano di buon occhio i medici e la punibilità era quasi assurda perché si vedeva la buona fede del medico in tutti i suoi atti, perché il medico si protocola assolutamente, non c'è assolutamente nelle sue fattispecie, non esiste il dolo perché va per salvaguardare qualche caso di folli che se vanno nei reati penali in questo caso. Quindi la tematica che noi affronteremo è il problema su questa nuova Gelli con tutte le problematiche, c'è una situazione che ancora è ferma onestamente.